buongiorno, eccoci alla nostra terza puntata di Dipende tutto dall'alzata, controllo perché io sbaglio sempre, mi viene sempre da dire tutto dipende dall'alzata, ma dipende tutto dall'alzata. È finita la prima fase degli europei maschili e siamo qui a parlare appunto di questa, di come è andata la prima fase e presentare gli ottavi, i quarti, la semifinale e poi la finale, tutto quello che deve ancora avvenire con l'Italia. Per adesso sta andando tutto bene. In studio abbiamo, come sempre, mia sorella. Per miracolo, perché mezz'ora per trovare il parcheggio, infatti ho detto vabbè, lasciate perdere, fate senza di me. E quindi lascio a lei il compito di presentare il nostro ospite qui in studio. Il nostro ospite Fabrizio Petrone, come posso dire, anima fondatore della GUPE, che è nata il 5-7 del 2010. 2010, quindi Buongiorno. Buongiorno, benvenuto, grazie. Grazie. Quindi 13 anni di GUPE. 13 anni di GUPE. 5 luglio 2010, ricordiamo la data storica perché... È la data storica perché non ce lo possiamo compleanno. dimenticare, perché era appunto la data di nascita della mamma, Sì. e questo credo che comunque abbia portato bene alla GUPE. E No? tra i fondatori c'è anche tu. E tra i fondatori c'ero anche io, poi mi sono distaccata perché per la pallavolo ho preso un'altra strada, quindi Fabrizio ci illustrerà un po' il mondo GUPE, tutto quello che è la GUPE, e poi chiacchiereremo anche del 1989 che è il terzo anno che analizziamo, che è il primo titolo europeo. E appunto stava dicendo, per il collegamento con la storia, appunto ci riferiremo al primo europeo vinto dall'Italia nel 1989, al quale poi susseguirono altri 6 titoli europei, compreso l'ultimo nel 2021. Quindi si aprì tutto con quella generazione di fenomeni. Il primo decennio era appena entrato in panchina Velasco con la generazione di fenomeni, e della quale parleremo più avanti. Io avevo preso un sacco di appunti, ma vi confesso che ho dimenticato il quaderno a casa, No, quindi vabbè, ce la possiamo fare. per oggi, anche perché qualcuno mi ha rimproverato che parlavo troppo, darò molto più spazio a mia sorella. No, in effetti abbiamo un po' contato il tempo, parla sempre e solo lei. quindi Io ora ogni tanto cerco disperatamente di inserirmi con qualche stupidata, perché lei è più precisa, numeri, risultati, a me devo dire poco importa se ci sono stati 10 3-0 piuttosto che 3-2, io sono un po' più fantasiosa. Più se mi fantasiosa, permette. anche se non si direbbe. Vabbè, non si direbbe, vabbè. Comunque, Posso parliamo di parlare questa... con Fabrizio? Sì, prego, si accomodi. Fabrizio, allora, questa stirpe dei Petrone, intanto, 3 figli maschi, tutte e 3 pallavolisti, e il primo allena, il secondo gioca e il terzo? Il primo, Dario, il più grande, diciamo che è stato sempre allenatore fin da piccolo. Ah. E quindi Ce l'aveva proprio nel sangue di ce fare l'aveva l'allenatore. nel sangue, anche quando giocava con i suoi coetanei li metteva a posto. Lui già. Comandava E lui. quindi diciamo aveva questo Sergio leadership. invece più... Sergio è nato giocatore e quindi mi ricordo anche quando andavamo a vedere le partite delle Final Four di Coppa Italia, dei campionati diciamo di Superlega, lo trovavamo sempre in qualche parte del palazzetto che giocava e palleggiava con altri ragazzi. E invece il terzo Andrea, che è andato in nazionale, già nel giro della nazionale giovanile. Andrea, diciamo che ha raccolto i frutti dei fratelli, perché fin da piccolino, ti ricordi, Sì. lo ricordi anche tu. Da un anno era già in palestra. Ha vissuto in palestra e quindi diciamo che già a 14 anni ha fatto un percorso interessante. Gioca il palleggiatore titolare della Serie C nostra, 2 anni fa addirittura ha esordito anche in Serie B quando eravamo in Serie B, e in ultimo ha già fatto 6 o 7 finali nazionali da protagonista, perché Benissimo. 3 quest'anno, 3 l'anno scorso, 2 trofei delle regioni. Domanda banalissima, Insomma, come ti trovi a allenare i tuoi figli? È difficile forse? O no? Sì, allora, loro non mi hanno dato mai problemi particolari perché sono stati sempre, diciamo, i più ligi, bravi al dovere, quindi mi hanno aiutato in questo. Io non li ho mai trattati da figli, bensì da atleti, per cui è nata questa diciamo, per me sono atleti come gli altri. Sì, è un po' che noi l'abbiamo vissuto al contrario, certo. Noi eravamo le figlie e quindi eravamo Forse atlete, sono un po' più duro con loro rispetto agli altri,
e questo credo che anche voi sicuramente sì. Diamo la parola a Tiziana che già sta fremendo, che deve raccontarci questo europeo. Vabbè, ieri, l'altra sera 3-2 con la Germania, ma assolutamente ininfluente. Ieri, diciamo, l'Italia ha concluso la prima fase, non ha perso neanche una partita. Diciamo che l'ultimo con la Germania c'è stata una serie di esperimenti. Fefe De Giorgi ha fatto entrare anche persone che non erano mai entrate, tipo Botto, o comunque erano entrate pochissimo, Bottolo, Sanguinetti, eccetera. È stato un 3-2, ma veramente non ha alcun senso parlare di 3-2 in un momento appunto in cui avevano già vinto tutto 3-0, il primo posto era acquisito, il primo posto del girone, e quindi andava fatto quello che è stato fatto. Quindi l'importante è comunque che non si è perso. Diciamo che in questa prima fase era già tutto anche previsto. Nella seconda, ti piace questa formula? Secondo me non ha previsto, senso, non è successo troppo niente. dispersiva, inutile, fino ai quarti di finale, anche oltre i quarti di finale ci sono previsti accoppiamenti che non hanno nessun senso. Da un po' di tempo c'è questa formula un po' itinerante che porta le nazionali un po' in giro per i palazzetti, sì, i palazzetti sono pieni e quindi questa è una cosa positiva. Da un punto di vista tecnico purtroppo le nazionali, diciamo, di alto livello che possono giocare, diciamo, in maniera competitiva sono poche, quindi ci sono delle partite già scontate. 3-4 con la Slovenia, Italia, Polonia, Francia e Slovenia. Infatti, in Europa le altre 4 sono quasi queste. esatto. Infatti hanno vinto i gironi a mani basse. Sì, hanno vinto i gironi a mani basse, c'è qualche partita un po' più equilibrata, però dal punto di vista tecnico già i risultati sono scontati. Quindi adesso dopo aver parlato della fase che si è appena conclusa, fra poco parleremo appunto degli ottavi, dei quarti e delle semifinali. Come ormai avrete imparato dallo stacchetto, stiamo adesso per aprire il nostro collegamento con la storia. Come vi avevo anticipato prima, parleremo dell'89, il primo europeo vinto dall'Italia, e abbiamo graditissimi ospiti da Palermo. Con amore, da Palermo con amore. Da Palermo con amore, San Filippo, Gerino San Filippo e Giacomo Simone, che presenterà come al solito mia sorella. Che scusate, io ora non voglio polemizzare Catania-Palermo, ma veramente per nomi e cognomi comandate voi, perché cioè, voglio dire, Giacomo Simone, San Filippo Gerino, scusate, e la finisco qui con la polemica? Forse no. Comunque, appuntamento con la storia, abbiamo ovviamente invitato i nostri amici palermitani perché nella storia della pallavolo catanese, siciliano, ovviamente Palermo riveste un posto, un ruolo importante. E quindi, a parte che sfoggiano queste bellissime magliette, perché loro ci stanno molto aiutando nella nostra battaglia, che non è una battaglia, del Pala Liliana Pizza, e di questo vi ringraziamo, e veramente è una sorpresa a dir quasi commovente. Prego. Quindi grazie. Te l'avevo detto che c'era una sorpresa, ma per noi ormai è diventato un impegno, un piacevole impegno, quindi ce la mettiamo tutta. Ma sì, perché voi anche eravate particolarmente attaccati alla mamma quando c'è stata la presentazione del vostro meraviglioso libro storico della pallavolo in Palermo. Avete invitato la mamma nel 2014 ed è stata una bellissima manifestazione. Comunque, questo appuntamento con la storia, nell'89 cade il muro di Berlino, vinciamo il primo europeo, e cosa succede a Palermo? Perché qua c'è proprio un capitolo dell'89. Io non l'ho letto perché il libro è 550 pagine e onestamente non me lo ricordo quello che succede a Palermo. Ieri però, vedendo l'altro ieri la partita anche alla nazionale maschile, sentivo Zorzi che diceva che l'Italia, questa è una cosa secondo me da tenere sempre presente, la nazionale italiana di pallavolo maschile è stata la prima nazionale a giocare contro la Germania dell'Est, perché fu proprio in occasione della caduta del muro, quindi in quell'occasione nell'89
l'Italia fu la prima nazionale a giocare contro la Germania unificata. Quindi un doppio momento storico, perché ci fu questo, è il primissimo campionato europeo, il titolo europeo, al quale poi ne seguirono altri 6 a detta ai numeri. Sì, ne seguirono altri 6, infatti l'Italia ha 7 volte campione d'Europa, l'ultimo è stato quello del 2021 e quindi adesso non diciamo niente su quello che è l'europeo adesso in corso. Ma voi raccontateci un attimo, vabbè, Giacomo è un ex giocatore, data anche l'altezza, no? Sì, Sì? Hai giocato in Serie A a Palermo? Ho giocato in A2 a Palermo, abbiamo fatto 4 campionati di B, poi siamo nel 76, siamo saliti in A2, abbiamo fatto il campionato di A2, abbiamo fatto gli spareggi anche per la 1. Diciamo che per gli spareggi abbiamo preso qualche pallonata in più, non ce l'abbiamo fatta, però è stata un'esperienza bellissima. Io a 16 anni ho fatto alcuni raduni per la nazionale juniores. Ma quanto sei alto? 1,93. Certo, per quei tempi eri altissimo, anche per essere siciliano. Certo. Rispetto alle altezze di ora, insomma, Potrebbe fare il palleggiatore il adesso. palleggiatore Forse è libero. E invece, Gerino, tu eri un appassionato, cos'eri, un allenatore? No. Come, scusa? Tu eri un allenatore, un giocatore, un appassionato, un dirigente? non cominciamo a offendere. Gerino è stato un giocatore. Esatto. Portava i palloni. No, non è vero. Noi. Non è vero. Io sono stato il capitano dove lui giocava all'inizio prima di andare a giocare in Serie B. A 12 anni. Esatto. Addirittura. Ma comunque con Catania avete sempre perso. Io continuo ad alimentare la polemica, mi piace essere polemica. Ho fatto un'estate alla preparazione ho ricollegato bene con Italo, con la Pisarda, con i fratelli Ninfa, non ricordo adesso altri cognomi. Comunque è stata, diciamo, una preparazione breve, perché poi a Palermo è successo qualche problema e quindi sono dovuto rientrare. Hanno dato 7 cartellini per me e sono andato in questa squadra che si chiamava ESA Palermo. L'ESA Palermo, te la ricordi? Esatto, che faceva il primo campionato di B. Ne abbiamo fatti altri 2, no, in effetti no, ne abbiamo fatti altri 2 e siamo riusciti a salire in A2. Abbiamo fatto gli spareggi per la 1, ma non sono andati bene. Poi io ho avuto la sfortuna di cominciare a lavorare in banca a 19 anni. E quindi hai abbandonato la carriera pallavolistica così presto? Il declino è stato progressivo perché gli allenamenti ogni giorno ero ad Agrigento, non riuscivo a farli bene, eravamo in campo all'aperto, avevo il programma scritto, ma poi alla fine... Ma quindi questo sodalizio Gerino-Giacomo dura da quanti? 40 anni, 50 anni? No, anche più di 50. Quindi proprio 50. storia. E allora devi pensare brevemente che noi giocavamo insieme prima che lui andasse all'ESA, dove io l'ho raggiunto un anno dopo, perché il presidente della squadra, allora la Vis Palermo, che abbiamo preso, diciamo, in terza divisione e abbiamo portato fino alla Serie C, allora considerate che non c'era A1, B1, B2, sì, era A, B, C, quindi era la terza serie. E lui andò via prima perché giustamente era anche molto più 3 anni più piccolo di me, molto promettente, altissimo. Allora era promettente, altissimo. Io il mio 1,77 m, mese prima giocavo tra virgolette centrale e lo potevo fare. Oggi ti vedo male. Altri tempi. Ma state seguendo questo campionato europeo? Urca? Sì, lo stiamo. Secondo voi? Pronostico, io ho detto Italia-Polonia finale. Non può essere perché... No, perché per gli incroci male che vada Italia-Polonia sarà la semifinale. Ah, non ero preparata. Scusate, niente, qua bacchettata sui denti. Ah, quindi si incontrano in semifinale? Si incontrano in semifinale. No, questa cosa non può essere. E invece dell'affare, oramai ne parla tutto il mondo, una battuta, Egonu sì, Egonu no, Mazzanti sì, Mazzanti no?
Posso cominciare io che, come hai detto tu, brevemente. non ho fatto poi l'allenatore di pallavolo, l'ho fatto per un breve periodo, ma è da più di 30 anni che faccio invece allenatore di calcio a 5, perché diciamo a Palermo, perché tu ne possa pensare arancino-arancina, siamo anche multitasking. Come Ragazzi, non pigliamo l'argomento perché è veramente offensivo chiamare l'arancino arancina, dai, basta. Cioè, mollateci, basta. E allora, da allenatore dico, nessuno di noi può giudicare perché non sappiamo quello che succede all'interno dello spogliatoio. Sicuramente però dico che l'allenatore deve mettere in campo le migliori, avrà avuto i suoi motivi Mazzanti sicuramente, però dico come fai a lasciare fuori Egonu? Ma dovrebbero almeno spiegare, i giocatori più forti devono giocare sempre, ripeto, avrà avuto i suoi motivi e nessuno di noi può argomentare, però non puoi lasciarla fuori. Ma io ho letto un articolo di Gramellini che ha detto che il famoso allenatore, forse ora farò una gaffe, Garrincha brasiliano, sì, diceva, esatto, dice chi gioca, i migliori li metto in campo, gli altri, i posti liberi poi dopo li occupo. Il problema è che secondo me, classico segreto di Puccinella, lo sapeva tutta Italia e tutto il mondo, c'era stato forse questo tentativo di golpe da parte delle 4 senatrici. Secondo me qualcosa sotto c'è. Però forse dico, il sistema italiano è un po' sportivo italiano, è un po' sbagliato, perché anche in altri sport spesso capita che quando c'è qualcuno veramente un fuoriclasse si tende subito a farlo diventare fortissimo, più e poi fuoriclasse di quello che è, e poi buttarlo poi polemiche e cose varie e quindi ci sono tutte queste problematiche. È chiaro che se c'hai 2 giocatrici così forti le devi mettere in campo. Io parlo anche dell'Andropova, come ha fatto la Turchia con la Vargas e la Karakurt. Poi chiaramente Mazzanti è l'allenatore, sa benissimo. No, quello sì. Io discuto sulla dichiarazione stessa di Mazzanti. Lui stesso ha detto che alla fine dei mondiali, dopo tutto quello che avevano vinto, il possibile e l'immaginabile, lui ha detto non avevo più la squadra in mano. Ora, se un allenatore riconosce che non ha più la squadra in mano e non riesce a tenerla, sei il primo a dover andare via. Avrebbe dovuto, secondo me, andare via nel momento in cui si rendeva conto che le più forti, in quel momento giocatrici italiane, non avevano la sua Gerino, tu da allenatore dopo questo quarto posto ti saresti dimesso? Io avrei fatto una cosa prima, mi ricollego a quello che diceva adesso Tiziana, cioè se io non ho la squadra in pugno e la federazione è con me, allora io vado in federazione e dico queste persone le devi mandare, se non me le manda me ne vado, non ci arrivo a giocare. Il problema è che ne hanno mandate via 3-4 ed è rimasta l'Egonu, che a quel punto era assolutamente inutile. Ma dico, io vi faccio la domanda, se l'anno scorso l'Italia maschile avesse perso il mondiale, avesse fatto una brutta figura, la decisione di De Giorgi che ha messo fuori Zaitsev, cosa sarebbe successo? Sì, ma secondo me sì, però si sarebbe preso comunque diciamo, lui si è preso la responsabilità, ha vinto e quindi è stato bravo, ha avuto ragione. In questo caso, come dice... Però secondo me Zaitsev non era proprio al momento del suo massimo. Ma ricordiamoci, abbiamo giocato con Roma, no? Che fino a 2 anni fa era in panchina. Sì, questo sicuro. Ma d'altronde voglio dire, non saremmo qui a parlare, 22-18 vinci e ti giochi la finale, quindi tutto sommato. Vabbè, comunque la storia insegna, vedremo il futuro. Dimmi Giacomo. Scusa, volevo dire una cosa. Dico, Mazzanti ha fatto delle scelte infelici, perché effettivamente lui le 2 bestioline le poteva mettere in campo alla stregua di quello che hanno fatto i turchi con la Vargas e la Karakurt. Non mi piace la reazione del momento della Egonu, che ogni tanto fa la principessina. Direi io sempre fa la principessa. Perché non partecipare ora alla preolimpica, tirarsi indietro con la scusa di un periodo di riposo, questo io da una sportiva non lo accetto. Vabbè, ma anche lì Giacomo, scusa, noi non lo sappiamo che cosa è successo neanche in questo contesto, se è stato Mazzanti a dire no, io me la gioco da solo, le atlete, la situazione oramai era esplosa, secondo me lei non poteva andare al preolimpico. Sì. E comunque vedremo, dimmi ancora.
Non sei fino a d'accordo? Scusate, fino a quando completo, fino a quando lei, Marzanti è il CT, lei sta agli ordini del CT. Se lei alza il ditino e dice io non voglio più avere a che fare con la nazionale, ce ne faremo una ragione. Ma Certo. cominciare a fare i cappuccetti, io vado o non vado, fino a quando Marzanti è lì seduto, lei deve stare solo ad ubbidire. Vabbè, ma è chiaro che c'è ormai una lotta contro Mazzanti. perché- Certo, oramai è guerra aperta, dai, oramai tutto. è perfettamente inutile. D'accordo. Va bene. Grazie di tutto, grazie del vostro prezioso apporto, grazie per questo meraviglioso libro che avete... secondo me questo libro per Catania sarebbe impossibile da realizzare. Io lo butto lì. Grazie per la maglietta spettacolare. Assolutamente veramente non ci grazie, aspettavamo. sì, per la sorpresa della maglietta. Ovviamente noi continuiamo a sentirci per tutte le nostre cose. Vi vorremmo di nuovo in trasmissione per la vostra simpatia. Basta che rinnegate l'arancina. Vabbè, poi questo lo vediamo. Ce lo Se discutiamo. mi consentite un minuto soltanto. Certo, vai. Carissime sorelle, avete sempre ringraziato tutti noi per l'invito alla presentazione del libro, quel famoso 30 aprile e 30 marzo del 2014. Ma siamo noi a ringraziare voi, perché quell'azione che avete fatto voi è stata una cosa non inaspettata, un segnale di maturità e di sportività che purtroppo tante volte, non sulla pallavolo ma su altri campi, si perde e non vengono queste qualità e queste situazioni non vengono riconosciute. Abbiamo dimostrato che la pallavolo non era solo Catania, solo Palermo, ma in quel momento la pallavolo era tutta la Sicilia. E avete fatto per noi un'azione straordinaria. La vostra presenza è stata una cosa che ci ha inorgoglito e ve lo dico con commozione. Io ricordo ancora quando al tavolo lì, insomma, della presentazione, accanto a me ho avuto l'onore e la fortuna di avere vostra madre. E per me quello è un momento indimenticabile. Ma guarda, ti posso dire, e così poi dopo lasciamo spazio al resto, che lei proprio quando io le ho detto guarda ci hanno invitato, lei immediatamente mi ha detto sì, e devo dire che insomma comunque già aveva 70 e passa anni e lei un po' non gradiva tanto andare in giro, ma ci ha tenuto particolarmente e ne parlava sempre e raccontava sempre di questo meraviglioso libro che peraltro aveva letto tutto. Va bene? Grazie ancora, Grazie. Ci sentiamo prestissimo. Grazie al Palla Liliana Pizzo. Ciao. Ciao. Un abbraccio. Baci. Ciao. Grazie. Ciao, ciao, ciao. Ciao. Il secondo stacchetto della nostra seconda rubrica è quella dei numeri. Mia sorella lo odia, ma comunque il 2 più 2 fa 5 del famoso Carmelo Pittera. Allora, qualche cosa di numeri No, quelli dobbiamo dell'8 dire, non anche li dai, perché a gliel'ho già chiusura della chiesti. prima fase di queste 60 partite della prima fase, io ho fatto un conto, 32 di queste partite sono finite 3-0, quindi più del 50%, un poco più del 50% sono finite 3-0. 18 sono finite 3-1 e soltanto 10 3-2. Questo cosa ci fa vedere? Quanto sia stato poco equilibrato tutta questa prima fase, con queste partite veramente con pochissimo interesse da parte di tutti, sia di chi giocava sia di chi guardava. Di queste partite finite 3-2, 5 sono nel girone D, nel girone della Francia, che a questo punto è il risultato il più equilibrato. Nessun 3-2 c'è stato invece nel girone della Polonia. La cosa che mi fa strano. Sì, sentiamo. Dico, tu hai fatto il classico, studi, leggi, scrivi poesie, scrivi libri. Cosa ci azzecca con i numeri? guarda, Io sono negata perché penso che avevo uno, cioè quando io arrivavo a matematica, non è cosa mia. Io odio i numeri perché questa cosa che devono essere precisi a me dà fastidio. Però non capisco te. Non lo so perché anche io al liceo, al classico, avevo 2 matematica e fisica con la professoressa che odiava la pallavolo, per cui mi diceva sei andata a giocare sabato, ti do 2, neanche mi interrogava, cioè figurati, io ho sempre odiato. Ma tu invece i numeri, odiata. ora le statistiche, tu le fai queste cose, sì, si fanno. Sì, non mi fa parlare. ormai si fanno, si devono fanno. fare, ti devi adeguare. Servono? Sì. Servono in un'ottica generale, però non sono sempre la verità Precisi, assoluta. esatto.
Tornando qua. Scusa. Sì, ma tanto c'è poco. Vai, c'è pochi numeri, quindi. C'è un risultato numericamente più curioso, diciamo così, è quello della partita fra Portogallo e Turchia. Interessantissima la partita Portogallo ha e vinto Turchia. il Portogallo 3-2, alla fine 15-13, quindi vabbè, io non posso fare una rubrica con mia sorella che mi prende in giro. No, ho detto Portogallo-Turchia ad altissimo livello, vai. Perché è rispettiamo strano, tutti. Perché è strano come risultato, 3-2, vince 15-13 al quinto, però facendo la somma di tutti i punti di ogni set, viene fuori che la Turchia, pur perdendo, ne ha fatti 113, mentre il Portogallo che ha vinto ne ha fatti solo 105. Questa cosa mi ha fatto sorridere, mi ha fatto ridere. È irrilevante ai fini della statistica. Gli scoutman della pallavolo si metteranno a ridere e diranno: ma questa che dice? A me mi ha fatto ridere. Vabbè, carino. Quindi abbiamo esaurito la. Esaurito stupido. Io dico, direi tantissime altre cose, però mi adeguo. Non ne possiamo fare la trasmissione. Quindi... Chiedi al direttore, abbiamo bisogno di 2 ore. Allora ci mettiamo qua. No, e quindi ti cedo volentieri. Va bene, Fabrizio, campionato quest'anno all'insegna dei giovani, da sempre la Gupe dà il massimo risalto al settore giovanile. Sì, finali, diciamo, titoli. La nostra mission è stata sempre quella di dare ampio spazio al settore giovanile. Siamo riusciti in questi 12 anni a costruire un'ottima struttura, proprio partite dalla base. Sì, partiamo dalla base, dai centri di avviamento e poi tutti i vari campionati. Diciamo i campionati agonistici sono 15, 17 e 19, under 15, 17 e 19. Ultimamente, negli ultimi 2 anni siamo arrivati in tutte e 6 le fasi finali nazionali e diciamo il nostro campionato di punti in questo momento è la Serie C ed è la nostra squadra chiaramente. Ma tu nel tuo staff ovviamente non è che puoi fare tutte cose tu sei capo allenatore e poi hai i vari allenatori che si occupano dei vari settori. Tecnico, con me ci sono Giovanni Garozzo, c'è Marcello Scalogna, poi ci sono tante persone, tanti dirigenti che agiscono dietro le quinte, quindi e poi ce n'è una Rosa Maria insostituibile, moglie, la presidentessa Rosa Maria Puglisi che tiene tutti questi uomini a bacchetta proprio. Devo ricordare Pino Mineo che è una figura storica della pallavolo catanese, l'avvocato Lo Faso. Insomma, un grande staff, dai, sì, che vi consente ogni anno di essere... Quello è quello che ci consente di andare avanti. Oltre alla passione, tutti gli appassionati sono dietro. I genitori che ci danno una mano d'aiuto e ci sostengono. Ogni tanto qualche volta i genitori, però forse no? Vabbè, però fa parte del fa gioco. Parte del gioco. Ogni caso è a sé. Dobbiamo presentare la prossima. Sì, stava fremendo. Allora lei ha fatto. Rientriamo nel clima europeo perché è esaurita la prima fase, adesso ci sono gli ottavi di finale. Anche qui le partite lasceranno il tempo che trovano, gli incroci sono veramente oserei dire ridicoli. Imbarazzanti. Ridicoli, sì, veramente. Comunque, l'Italia incontrerà domani la Macedonia del Nord. C'è questa concomitanza con la partita di calcio, appunto. Come è stata, scusa se ti interrompo, sì, con Italia-Serbia, pallavolo e pallacanestro. Lì è andata bene, poi dopo. Grandissimo risultato dell'Italia con la Serbia che poi però purtroppo. E quindi alle 18 mi pare giocherà la pallavolo, si è spostata per dare spazio al calcio. Con la Macedonia del Nord e vincendo, per come mi permetto di dire vinceranno, andranno a incontrare la vincente fra Olanda e Germania, quindi possibilmente si ritrovano con la Germania che li ha tenuto testa, ma sempre quella partita è un po' a sé. Tutto questo ci porterà molto probabilmente alla semifinale con la Polonia. Lo accennavamo all'inizio della trasmissione, mia sorella scommetteva su una finale Italia-Polonia, ma non ero preparata perché non guardo i numeri. Come sono strutturati i gironi, l'Italia presumibilmente incontrerà la Polonia in semifinale e da lì dipende. D'altronde voglio dire, se vuoi vincere prima o dopo ci devi giocare, giusto? Certo. Quindi devi vincere con tutto per arrivare in fondo. Se l'obiettivo è vincere, le devi battere tutte.
È ininfluente. Quindi noi vi diamo appuntamento adesso al 12, Martedì 12, dove potremo parlare direttamente appunto di quello che ha fatto l'Italia nelle prime 2 partite e tutti gli altri accoppiamenti dei quarti. Esatto, e poi approcceremo finalmente alle partite vere delle semifinali. E analizzeremo il 1996, l'Olimpiade Come di storia, Atlanta, sì. che Come purtroppo storia. la medaglia olimpica manca sempre dalla bacheca dell'Italia, e vedremo di avere qualche giocatore. La La medaglia d'oro manca, sì. la Le medaglia altre d'oro. però. Va bene, spero quindi- di non averti sopraffatto sotto No, questa puntata mi ha anche lasciato un po' di questa spazio, volta, date le mie proteste. visto che mi è Di- stato detto da più parti che parlo io, che sono sempre stata accusata di non parlare mai, cioè io dico, ma tu Nella non parli? vecchiaia si cambia, bisogna Nella vedere se si vecchia è migliora o vero, se si è vero. peggiora. Ah, questo non lo so, ai posteri l'ardua sentenza. Prof, Quindi- quando, scusami, il Prego, prossimo dopo appuntamento questa l'hai dato puntata. per la trasmissione, Sì. puntata numero 4. Puntata numero 4. Appuntamento per la GUP, inizio campionato. Inizio campionato 28 ottobre. Giochiamo, il campo è sempre la vostra La casa. nostra casa è sempre lo Sporting Center di Sant'Agata di Battiati. Aspettiamo tanti appassionati. Tanti appassionati, La noi vi nostra seguiremo squadra giovane. durante tutto l'anno. Da qui vi lancio l'invito per venirci a vedere. Certo. Giocate in casa la Spesso- prima? No, ancora i Ah, non è calendari uscito il sono- calendario, non va sono bene. stati Vi seguiremo con passione e affetto come sempre. Grazie Fabrizio. Detto Grazie a ciò, voi. vi salutiamo e vi diamo appuntamento, lo ripeto ancora, a martedì 12 con la 4ª puntata di Dipende tutto dall'alzata. Grazie a tutti. Ciao. Arrivederci.